È assolutamente fondamentale proporre un piano casa, l'abbiamo posto al centro della nostra agenda politica, che sfrutti anche le opportunità che ci offre la rigenerazione urbana. Oggi un giovane di 25 anni non può acquistare una casa, non può avere una casa d'affitti ragionevoli. È importante ripensare all'edilizia popolare, l'edilizia residenziale pubblica e garantire un'edilizia residenziale che tenga conto di questa emergenza. Importante per l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori, anche risolvere il problema delle abitazioni per i lavoratori delle imprese edili, un fenomeno importante anche in regione. Stiamo parlando di staff house, cioè di case che devono essere dedicate per i lavoratori, cioè gente che ha già il lavoro, che ha già uno stipendio, quindi è anche abbastanza semplice da risolvere perché possiamo incentivare la cosa cercando di andare a lavorare su quello che è la decontribuzione, cioè andare a trasformare questi investimenti che possono fare le imprese direttamente per questi vani abitativi che magari sono già in pace alle imprese, andando a creare questi costi interamente detraibili come se fossero dei beni completamente ammortizzabili al 100%. Presente all'incontro anche il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che ha ribadito come l'emergenza abitativa sia centrale per il governo e lo sarà anche per Alberto Stefani. Con Alberto Stefani abbiamo già concordato che uno dei primi tavoli che faremo non a Roma, ma andrò da lui in ufficio a Venezia, sarà sul piano casa regionale. C'è un tessuto sano, bello, di tante piccole e medie imprese in Veneto che stanno lavorando, perché abbiamo 20 miliardi di euro di cantieri aperti oggi in Veneto, sulle strade, sulle ferrovie, sulle case, sulle fognature. Pensiamo alle Olimpiadi, ad altri 3 miliardi di investimento fra Veneto e Lombardia sulle Olimpiadi, quindi conto di dare lavoro a tanta gente, e quante più case rimettiamo sul mercato, quanto più gli affitti dovranno scendere.